Eccoci qui per un nuovo viaggio, un nuovo vlog qui alla Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, in direzione di Codrongianos, una romanica espressione di architettura e meraviglia, qui in Sardegna, a pochi chilometri dalla mia città, da Sassari. E ho già fatto volare il drone e poi vedrete qualche immagine. Ora sono qui per così fare una passeggiata con questi vlog abbastanza conviviali, senza troppi tecnicismi, e per questi tecnicismi vi rimando alla puntata per esempio di Mamma Sardigna, il programma in lingua sarda di cui sono stato conduttore televisivo con la produzione di Isola TV, andate in onda su Catalan TV e su Aristanis TV, e adesso sta andando anche in replica. Al momento della registrazione di questo video manca solo l'ultima puntata del 25 ottobre di venerdì, appunto, che riguarderà il Meilogo. E ora sono qui già dall'alba a fare un bel viaggio, mi sto godendo le giornate. Questo è il privilegio di chi come me può fare queste cose, e allora cercherò di farvi vedere un pochettino le bellezze di questa basilica, seppur solo esteriori, ma per la parte interna di questa basilica vi rimando sempre a Mamma Sardigna, dove appunto c'è la descrizione, il contatto diretto televisivo con i magnifici affreschi medievali di ambito camaldolese, presumibilmente, già che questa basilica, questa chiesa e quindi questa abbazia era governata, era abitata, era amata dai camaldolesi già dal 1100 almeno, e chissà, precedentemente forse c'era anche un'altra chiesa. Lo scorcio è meraviglioso. Adesso faccio una panoramica e vi faccio appunto vedere qual è la condizione ambientale di questo luogo, che è una meraviglia veramente spettacolare con queste luci. E ora entreremo, e ve lo dico in sardo, ponite vata mie, entramos in questo luogo di spanto. Ora stiamo percorrendo l'ingresso, diciamo così, posteriore o perlomeno laterale al chiostro, l'antico chiostro, e ora entreremo appunto nell'antico chiostro, molto grande, sembrano le sue dimensioni, e come vedete i colori sono meravigliosi questo mattino. Ora entriamo nell'antico portale, diciamo così, ma dovete immaginare tutta quest'area ricca di comunque persone, insediamento, coltivazioni. Ecco, qui stiamo entrando all'interno del chiostro, e adesso vi offro anche una piccola inquadratura, eccola qui, della basilica appunto di Saccargia. Andiamo da qui e ora andiamo a vedere un po' questo meraviglioso chiostro. Anche qui ho fatto volare un po' il drone per qualche inquadratura che poi vi mostrerò. Ecco qui l'antico pozzo al centro del chiostro, e ora, come potete vedere da queste belle luci mattutine, il cielo è fantastico. Adesso andiamo un po' avanti e andiamo verso l'ingresso principale, benché questi ingressi comunque ci indicano ingressi laterali anche per la chiesa, ovviamente, perché i monaci poi passavano anche dagli ingressi laterali, ovviamente dai loro alloggi, o comunque da tutti gli altri edifici che erano qui, ovviamente adiacenti, e comunque parte del complesso stesso. Ecco, quindi vediamo alcuni resti anche di questo grande complesso monastico, che certamente è solo una parte di quello che poi in antico è stato realmente. Ora andiamo a vedere qualcosa di interessante. I restauri, diciamo così, i primi del Novecento di Gengis Khan sono stati forse quelli anche più conosciuti e importanti magari arrivati alla nostra epoca, diciamo così, e hanno interessato diverse cose, tra cui diversi luoghi appunto di questa chiesa, tra cui questa appunto, che è l'ingresso, e con insomma questi fantastici capitelli. Qualche residuo c'è appunto anche all'interno,
ora noi ne vediamo alcune. Volevo incentrare la vostra attenzione su questa parte appunto di questi animali, di questi bovini qui al di sopra, che hanno destato sempre questa, come dire, leggenda di Saccargia, la vacca pezzata, ma non è assolutamente un nome consono al tempio stesso, perché Saccargia deriva da Sacraria, un altro termine è anche Saccaria in alcuni documenti, quindi rimane esattamente riferito al vocabolo latino, quindi cioè un luogo veramente di sacralità, cioè la sacra, quindi questo era necessariamente per i sardi del tempo, ma tutti i pellegrini che insomma dovevano recarsi qui, un luogo davvero importante anche per il culto mariano, benché la devozione della Santissima Trinità era presente qui. Ecco, adesso cerco di mostrarvi un po' il dettaglio di questi belli capitelli che hanno anche un ricordo di qualche gargoyle visto qua e là per l'Europa, ma ovviamente cercheremo di non essere troppo tecnici su questi aspetti, giusto per farvi vedere la bellezza e che cosa appare, cosa compare qua in questa meraviglia che è la Santissima Trinità di Saccargia. Ecco, questa è un'altra inquadratura, appunto avvicinatevi, come vi dicevo, di quest'altra parte del colonnato, dove ci sono appunto queste forme bovine, e a mio avviso possono essere magari riconducibili ad un, come dire, ad un richiamo, ad un rimando verso, che ne so, potrei anche dirvi ad un rimando anche verso i Vangeli, verso quella che è l'iconografia, perlomeno quello che è il rimando dei simboli degli evangelisti, e quindi San Luca, quindi la mansuetudine di Gesù Cristo qui riferita, il bue, è quello il simbolo di quell'evangelista, ma è una indicazione che mi sto permettendo di dare senza voler andare oltre su questi aspetti, e vi rimando comunque alla puntata dedicata per Saccargia su Mamma Sardigna, sul mio canale YouTube, potete ritrovarlo lì, di Bruno Lombardi, c'è la playlist dedicata, per cui andate a vederlo. Ora, dando una generica panoramica su questo bellissimo porticato, questo ingresso, non diamo troppi termini tecnici, giusto per capirci con tutti, farvi vedere qualche altra cosa, oltre che il portale in bronzo molto molto interessante, ma anche alcune di queste scritte, alcune recenti, alcune sono magari anche un po' più datate. Certamente ci si può trovare ogni tanto in qualche simbolo, tipo di qualche sandalo. Quello è dovrebbe essere anche abbastanza antico, perché sono praticamente le tracce di coloro che qui venivano in pellegrinaggio, e quindi una forma di scrittura, di firma, per poter comunque dire anch'io sono passato di qua, o per credere una grazia, o per sentirsi vicino alla Madonna stessa, magari, che qui era comunque grandemente venerata, e quindi queste sono le tracce appunto di questo luogo meraviglioso. Eccoci in questa visuale meravigliosa della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia. Come vedete è di una bellezza quasi unica, di questo stile, uno stile romanico pisano, maestranze pisane arrivate qui grazie ai giudici di Torres, per poter appunto edificare questa magnificenza, maggiormente edificarla in queste forme e lasciarla ancora ovviamente ai camaldolesi, grazie appunto a questa grazia ricevuta per aver concepito un figlio. E
noi le ritroviamo queste forme anche in San Michele di Salvenno, Raploaghe, interessante. Poi un altro giorno andremo anche lì a vedere qualcosa. Ce ne sono tante altre, non le dirò tutte, ma ve ne dirò una di cui appunto sto per andare a fare un'ulteriore visita, un luogo a me molto caro, comunque, che è appunto l'abbazia di San Pietro di Sorres, dove abitano i benedettini. E quindi adesso a presto. Eccoci qui a un nuovo viaggio, una nuova tappa qui in Sardegna, un luogo che ormai vedo e frequento da 20 anni e che ho anche riportato, insomma, da pochissimo nella trasmissione Mamma Sardigna, dove abbiamo appunto cantato con il tenore Sa Maddalena qui al Nuraghe, ma anche dentro la chiesa di Santa Sabina. Potete rivedere questa trasmissione, la prima puntata di Mamma Sardigna, sul mio canale YouTube, quindi ve lo raccomando. E ora faccio, insomma, due passi, vi faccio vedere un pochettino la chiesa e il Nuraghe. Non dirò tantissime specifiche che ci sono, insomma, nella puntata di Mamma Sardigna, appunto nella playlist del mio canale YouTube, e, insomma, quel programma è andato anche in onda su Aristanis TV al 77 del digitale terrestre e su Catalan TV al 15 del digitale terrestre. Questa bellissima giornata di novembre sto andando a trovare, insomma, delle persone, degli amici,
là oltre il Nuorese, e quindi insomma adesso sono fatto così una tappa per farvi vedere questo luogo. Ho già fatto volare il drone, quindi vedrete anche quelle immagini. Ok, dai, adesso andiamo e facciamo appunto questi 2 passi culturali nella nostra terra, qui a Silanus, Santa Sarbana de Sunuraghe Finamentas, e anche della chiesa. E qui c'era una grangia, ma una grangia cosa è? Scopritelo guardando Mamma Sardigna. C'erano i cistercensi. A più tardi. E questo è appunto il monotorre di Santa Sabina o Santa Sarbana, come viene chiamato da queste parti. E come vedete qui a fianco, a pochi metri, c'è anche la chiesa di impianto, diciamo, a croce greca. E poi insomma nel basso medioevo ripresa dalle maestranze cistercensi, insomma dalla frequentazione cistercense di questa zona, dove c'era una grande grangia, quindi questa grande comunità, questo grande possedimento con quindi insomma molte persone che ci vivevano e che ci abitavano, insomma tutta in questa zona. E a Silanus anche all'interno c'è la chiesa di San Lorenzo, che vi invito ad andare a vedere, a visitare, con degli affreschi meravigliosi, tra cui c'è anche insomma un affresco molto interessante di San Benedetto da Nurcia, quindi della vita del monachesimo qua in Sardegna. Ecco, questo è un monotorre davvero però interessante, ma qui c'è anche la testimonianza che io oggi non vi farò vedere del Cherchizu, del appunto pozzo sacro, che è qui a pochi metri dall'area archeologica, e c'è anche la presenza di sepolture. Adesso ritorniamo un attimino a rivedere da un'altra angolazione il nuraghe, che appunto le sepolture sono verso quella direzione. E ora noi ritorniamo qui a vedere un pochettino anche la chiesa, appunto, che vi invito ad andare a vedere su Mamma Sardigna, ed è molto molto interessante. Ecco che vediamo da qui, dall'area appunto di biglietteria, di bigliettazione, questo archetto così, insomma è stato molto suggestivo. E qui c'è una ripresa appunto della chiesa di Santa Sarbana. Venite a vedere questo gioiello, sarà aperta, la troverete aperta, prenotate, cioè insomma sono tutti riferimenti al di fuori dell'area di sosta, e quindi insomma non mancate di venire a vedere questi gioielli qui nel Nuorese, nella zona di Silanus, Bortigali, Lei, insomma Bolotta, insomma ci sono tante cose belle da vedere. E adesso insomma vi posso anche, come dire, salutare da qui, da questa location meravigliosa, e quindi non mancate ancora di seguirmi, di mettere un like, iscrivervi al canale YouTube, e al prossimo viaggio, alla prossima tappa. Ancora un saluto a tutti voi.